Visconti viene a riprendersi il pallone, però non ha una grande ricezione, allora Pecchia ne approfitta, va a schiacciare in contropiede. Harris in penetrazione, cerca l'assist, viene murato, corre allora di nuovo Brindisi con la fondata a due mani di Nathan Adrian. Josh Perkins step back, tiro a bersaglio, Josh Perkins di talento per fare canestro da Visconti che poi trova il modo di andare dal suo centro, area che si affolla, Nick Perkins buttandosi indietro, trova lo stesso lo spazio per tirare, mentre Miller perde palla in penetrazione, recupero proprio di Adrian che lancia in contropiede Udom, 26-16. Si ricomincia in questo secondo periodo, avete visto anche la differenza di percentuale dal campo, prova ad attaccare subito il ferro Michael Miller, riesce a batterlo, poi invece di cercare una rovesciata comoda vorrebbe uno scarico verso Udom, palla persa per Brindisi, contropiede da parte di Jalen Harris, assist per la Biomene Miller. Adesso però un'altra persa di Cremona che lancia un altro contropiede di Brindisi, tutto comodo con l'assist di Zanelli, tiro dell'ex Real Madrid, tap out di McNeese per tenere vivo il possesso offensivo e poi alzata di buono per la schiacciata di Tinkle. Che poi riesce ad arrivare al centro dell'area, evita l'intervento di Pecchia. McNeese vede il taglio da parte di Pecchia che può segnare indisturbato, marcato da Harris, scarico fuori per Nick Perkins che adesso aggiunge anche la tripla. Come vedete percentuali altissime dal campo, 5 su 6 per Josh Perkins, mentre Spagnuolo trova un altro canestro. Miller pescato ancora in angolo, prima ha rischiato di crepare il tabellone, buono per Harris, anche lui da 3 punti, lui però muove la retina del Palarade, Visconti finta la tripla, fa saltare Harris, primo ferro, il tap-in poi di Adrian, preziosissimo, arriva il raddoppio, lo scarico, Miller, la tripla del pareggio, la prende Michael Miller. Adesso Cremona va vicino al recupero, di tocco Visconti intelligentissimo, mette la mano